fuori a nome di SPI, FNP e UIP, ricordo i 3 motivi fondamentali per cui siamo qui. Siamo qui riuniti intanto per respingere quel taglio di 126 milioni che sono odiosi perché colpiscono soprattutto le fasce più deboli della popolazione. Secondo, perché noi pensiamo che la Giunta regionale Veneto debba applicare la legge 30 sulla non autosufficienza e che non può accampare scuse di varia natura per non implementare quella legge che va a favore delle fasce più deboli della popolazione. Terzo, per non dimenticare il fatto che noi abbiamo una vertenzialità anche nei confronti del governo che parte dalla difesa del potere d'acquisto delle pensioni per finire alla riforma del sistema fiscale per ottenere la legge sulla non autosufficienza, che è uno dei motivi dei tagli sul sociale da parte della Regione Veneto. Io sarei, sinteticamente, vi ho detto i 3 motivi per cui noi siamo qui. È indubbio che la cosa inizia oggi e per noi termina nel momento in cui questi 3 obiettivi sono conquistati, implementati, applicati per tutti quanti i pensionati. Noi sappiamo che tutto quanto questo processo ha portato all'impoverimento di tutti quanti noi e in modo particolare per i più deboli, e do la parola alla Rita per l'introduzione di questi lavori. Grazie. Oggi è una giornata bella densa perché come organizzazione sindacale agiamo in un contesto politico molto difficile in cui purtroppo le forze politiche godono di scarsa credibilità. Non è di adesso, ma questo è. Stiamo assistendo ad una campagna elettorale fatta di promesse che rasentano la farsa. Siamo al ritorno della politica spettacolo, qualcuno ieri diceva siamo di fronte a una demagogia irresponsabile. Si sta parlando di tutto tranne di come uscire da questa terribile crisi, le cui ricadute sociali si stanno facendo sentire in tutta la loro pesantezza. I dati economici e gli indicatori sociali lo testimoniano, sulla disoccupazione, sul reddito da lavoro, da pensione, sul futuro. Ma noi del sindacato conosciamo bene anche i volti, le storie, le tante persone che in questi anni si sono viste scippare il lavoro, la pensione, le tutele, i diritti. Tutti i giorni li vediamo nelle nostre sedi, nelle assemblee, tutti i giorni assieme a loro il sindacato combatte contro la deriva, il declino che il nostro sistema paese sta subendo a fronte di scelte miopi che la politica e il sistema imprenditoriale, in particolare in questi ultimi anni, hanno fatto. Vogliamo caratterizzare la giornata di oggi parlando di cose concrete che guardano in particolare la nostra regione, ma come vedremo non solo, e sfidare la buona politica che per fortuna sappiamo esistere, qui come a livello nazionale, sulle proposte che ci deve come organizzazione sindacale. Abbiamo voluto dare questo titolo all'assemblea, cioè il tempo è scaduto, a questa assemblea di oggi per rendere esplicito a Zaia, al Presidente della nostra Regione e alla sua maggioranza di governo, che per il Sindacato Confederale dei Pensionati di CGIL, CISL e UIL il tempo a sua disposizione è scaduto. A questa Giunta non sono bastati 4 anni per dare efficacia alla legge 30 sulla non autosufficienza. Nonostante la nostra disponibilità, questa Giunta non solo non ha attivato confronti in materia, ma ha tagliato servizi e risorse. Nessuna riorganizzazione vera, nessun provvedimento che consentisse di rendere il sistema più equo dal punto di vista dell'accesso e del suo costo. Una legge regionale che aveva l'ambizione di coprire almeno parzialmente il vuoto lasciato dallo Stato, che come sappiamo bene noi del Sindacato dei Pensionati ci manca ancora e siamo uno dei pochi paesi rimasti in Europa a non avere una legge nazionale sulla non autosufficienza. Ma l'abbiamo fatto così come si conviene ad una regione che da sempre si definisce virtuosa com'è. Questa legge regionale sulla non autosufficienza, adottata dal Consiglio regionale a fine 2009, non ci è stata regalata da nessuno, ce la siamo conquistata. Questa maggioranza di centrodestra ci ha creduto talmente poco in questa legge che nonostante le nostre insistenze per renderla esigibile, a tutt'oggi rimane una scatola vuota sul piano dei contenuti e dei finanziamenti previsti. Non è nemmeno stata inserita nello strumento principe della programmazione del welfare regionale approvato dal Consiglio nel luglio scorso, cioè il piano socio-sanitario regionale. Uno strumento atteso da 16 anni
che ha l'ambizione di chiamarsi sociosanitario, ma che di fatto di sociale e di integrazione sociosanitaria ha davvero poco. L'ultima legge regionale di riordino in materia risale al 1982 in questa regione, e in questa regione non si è nemmeno recepita l'importante legge nazionale, la 328 sull'assistenza, per cui tutti noi abbiamo combattuto. Programmare l'intervento sociale senza la sanità è politicamente miope, noi crediamo. Oggi i piani di zona veneti non prevedono una programmazione integrata e noi pensiamo che avere servizi per la non autosufficienza senza avere una buona rete di servizi sanitari, ospedali, specialistiche, dei medici di base che collaborino in modo sistematico con le case di riposo, i servizi a domicilio, riduce poi nei fatti, come stiamo vedendo, l'efficacia, la qualità dell'intervento. La legge 30 era stata concepita proprio come uno strumento di integrazione in cui la persona, il suo domicilio e il territorio dovevano diventare il fulcro attorno al quale i servizi avrebbero dovuto funzionare. Questo processo avrebbe dovuto costruire rete tra i servizi e tra i diversi settori dell'offerta, riconoscendo e valorizzando tutti coloro che a vario titolo offrono servizi e sostegno. Il pubblico, il privato, la cooperazione sociale, il volontariato. Integrazione e rete dunque, anche per poter usare al meglio le risorse economiche per aiutare, sostenere ed accompagnare il bisogno delle persone e delle loro famiglie eccessivamente gravate dal peso economico e sociale dovuto al costo dell'assistenza, perché noi la paghiamo, è cara, all'assenza dei servizi, perché anche questo ha un costo oneroso anche dal punto di vista economico, non solo sociale, e quindi doveva funzionare in una logica di continuità assistenziale, appunto accompagnando il bisogno dal domicilio all'ospedale. Integrazione dunque per noi è la parola chiave, integrazione istituzionale che produca programmazione integrata fra i vari livelli di responsabilità di governo locale e l'integrazione vera delle risorse disponibili. Integrazione dal punto di vista della gestione e dell'organizzazione dei servizi, per avere maggiore efficacia nell'erogazione dei servizi, far dialogare fra loro i vari settori, sanitario e sociale appunto, e ridurre i disagi dei cittadini, oltre che i costi. Integrazione infine con il terzo settore, non giocato in termini di mortificazione del lavoro come sta succedendo ora, appalti al massimo ribasso, oppure lasciare al volontariato pezzi di servizio puro. La legge 30, ne siamo convinti, la legge regionale sulla non autosufficienza, costituiva e costituisce un'occasione per costruire un sistema, per rilanciare un modello che ci ha caratterizzato come Regione Veneto negli anni 80-90 e che senza il necessario sostegno e la necessaria innovazione che dal punto di vista delle regole stava dando già 4 anni fa, quando è stata approvata, forti segni di cedimento. Oggi, questo è il giudizio che noi diamo, questo nostro sistema è al limite, oltre c'è la rottura definitiva. Inoltre, non voglio essere particolarmente catastrofica, ma quello che noi registriamo nei territori è questo. Inoltre l'attuale dimensione dell'offerta dei servizi per la non autosufficienza ci consegna una situazione fortemente squilibrata sui posti letto delle case di riposo, sulla residenzialità. Pochissimi sono i servizi a domicilio, siamo ampiamente sotto la media nazionale e oltretutto i servizi, l'offerta dei servizi è fortemente diseguale da territorio a territorio. Nella sostanza ci si ritrova ad avere un diritto alla salute e all'intervento sociale riconosciuto in modo diverso, a seconda di dove il cittadino abita, e il non governo regionale sta creando disagi e diseguaglianze crescenti. In questi anni tutto è stato gestito in un rapporto diretto con i singoli territori e le singole aziende sanitarie. E il risultato? Abbiamo un sistema irrigidito, squilibrato, frammentato nell'offerta e fortemente diseguale. Un sistema in forte affanno, i cui guai anche economici vengono scaricati sui cittadini. Gli assegni di cura, assieme all'assistenza domiciliare, sono i primi servizi a saltare ovunque. I posti letto ospedalieri che si riducono a fronte anche della riorganizzazione della rete ospedaliera che sta avvenendo senza che la Regione ci abbia fornito ufficialmente le schede di applicazione del piano sociosanitario, ma sta avvenendo, si stanno chiudendo reparti, si stanno chiudendo ospedali e non si riconvertono. Sulle rete si scaricano i costi della sanità, noi paghiamo qui più del dovuto. Tutti
Tutto ciò sta mandando in tilt un sistema che è stato costruito bene all'epoca, ma i cui criteri oggi sono ampiamente superati dai fatti. Oggi c'è più povertà, un aumento vertiginoso del disagio e del bisogno di tutela sociale e ci ritroviamo invece con meno welfare. Per questo serve programmazione più equità nell'erogazione dei servizi sociali e sanitari che permetta la ricostruzione, di ricostruire una rete di sicurezza per tutti i cittadini di questa regione. E ci sono le file al pronto soccorso, ma se non ci sono alternative sul territorio è evidente che i cittadini da una qualche parte la risposta devono trovarla, quindi sta aumentando il disagio, maggiori costi per la collettività. Prevedono tagli per 126 milioni di euro, roba di questi giorni che abbiamo visto anche dalla stampa, mettendo in questo modo seriamente in crisi i servizi dedicati ai disabili e non hanno sufficienti. Li definiscono estranea, una parola tosta, in quanto non previsti da legge nazionale, ma si tratta di servizi e prestazioni che da decenni fanno parte della nostra storia legislativa e del sistema sociosanitario di questa regione. Dobbiamo forse anche ringraziarli per il fatto che in questi anni li abbiamo avuti e adesso dovremmo accettare supinamente che ce li tolgano? Beh, noi pensiamo che sia invece giunto il momento, come organizzazioni sindacali, di rendere esplicito il nostro giudizio sulle scelte e sul modo di operare di questa giunta. Zaia e i suoi assessori credono che siano utili questi servizi, beh, ce lo dimostrino. Non li taglino senza nemmeno confrontarsi con i cittadini, perché questo è avvenuto. L'hanno deciso in giunta e non hanno nemmeno comunicato che stavano facendo questa operazione, l'abbiamo saputo dai giornali. E noi pensiamo che non ci sia più tempo per i bluff. Non esitiamo a definirli così. Questa maggioranza si è invenitata da un lato tavoli tecnici di confronto con CGIL e CISL per darci l'illusione che ci siano ancora margini di trattativa e dall'altra la temporanea sospensione dei provvedimenti a fronte del fatto che abbiamo in molti reagito in questi giorni, per darsi il tempo, da qui il bluff, il tempo di traguardare le elezioni nel modo più indolore. Di fatto è chiaro a tutti, io credo ormai, che l'intero sistema sociosanitario del Veneto, nonostante Zaia continui a dire che siamo una regione virtuosa, è a forte rischio di tenuta. I tagli di Berlusconi li ha subiti senza reagire, ma prima o poi questo gioco di vedersi contemporaneamente come forza di governo e di opposizione verrà pure smascherato in un qualche modo, dovranno pure rendere conto. Ora, l'ultima legge nazionale di stabilità sul sociale ha leggermente invertito la tendenza, c'è un leggerissimo aumento sul fondo per la non autosufficienza, un leggerissimo aumento sul fondo sociale nazionale. Qualcosa arriverà, circa 40 milioni nel Veneto, ma è già guerra, perché i buchi che ci sono sulla sanità, di cui dirò fra un attimo, portano Coletto, ovviamente l'assessore alla sanità, a dire che quei soldi lì mi servono per coprire dei buchi esagerati che ho nel sistema sanitario. Quindi anche questi soldi che sono finalizzati diventano, un motivo di discussione all'interno della Giunta. E il giudizio sindacale sull'operato degli ultimi governi nazionali su questi temi specifici del welfare è chiaro ed è unitario. Lo è stato verso il governo Berlusconi prima e nei confronti di Monti poi. Tagli in nome di un rigore senza equità che di fatto ha compresso i diritti, il diritto alla pensione fino al punto da considerare ricche le pensioni oltre i 1.100 euro al mese netti, come sappiamo bene, bloccando l'indicizzazione. Taglio dei diritti al lavoro e alle sue tutele. Si è ridotta fortemente l'occupazione, tagli e tasse, tagli e ticket. Si sono accaniti sulle pensioni e sulle spese sociali, ma le spese della politica, come sappiamo bene, si sono ridotte solo del 2,9%. Tagli lineari e spending review si sono drammaticamente abbattuti sulla spesa di comuni e regioni, a cui si aggiunge il blocco delle assunzioni dei salari e dei salari anche a fronte del blocco dei rinnovi dei contratti di lavoro nella pubblica amministrazione. Molti servizi ora reggono grazie ad un precariato senza diritti, è la guerra fra poveri, fra i precari e quelli che hanno un posto più o meno a tempo indeterminato, fra i lavoratori delle cooperative sociali e quelli che vengono assunti
dalla pubblica amministrazione. Molti servizi quindi sono davvero retti grazie anche al precariato che noi abbiamo in quasi tutti i servizi pubblici in questo momento, ed è chiaro che siamo di fronte ad una strategia che sta portando ad un costante ridimensionamento del perimetro dell'intervento pubblico. Vorrei ricordare che per noi, che il welfare, i servizi sociali e sanitari, se ben gestiti e governati, oltre a migliorare le condizioni di vita delle persone e impedirne la condanna alla marginalità, sono essi stessi fonte di occupazione e di sviluppo economico. Investire in sanità, nel sociale, nella scuola, sui beni comuni dunque fa bene all'occupazione, fa bene all'economia, fa bene alla coesione sociale, alla relazione tra le persone. Vanno aggrediti certo gli sprechi e i servizi vanno migliorati, ma non certo tagliati. E non è certo vero che l'invecchiamento della popolazione, a mandare in rosso i conti della sanità. È ampiamente dimostrato che oggi siamo di fronte ad un invecchiamento in salute. Tutti i dati lo dimostrano, grazie ai progressi fatti anche dal punto di vista tecnologico. L'invecchiamento non ha, e farmacologico ovviamente, l'invecchiamento non ha quell'impatto dirompente che si vuol far credere, ma affinché questo processo si mantenga e non si arresti, è evidente che è necessario che gli anziani vengano mantenuti in salute e che dunque si investa in prevenzione, che vengano considerati per la ricchezza che è e valorizzati come tale e non invece concepiti come costo da tutti i punti di vista, per cui bisogna tagliare sul reddito, sui servizi loro dedicati, eccetera. È piuttosto dalla qualità dell'intervento pubblico, dal come i soldi vengono spesi o sprecati e buttati via, la corruzione e l'illegalità, gli appalti gonfiati da costi impropri, come stiamo vedendo dalle tante indagini della magistratura sul malaffare dilagante nelle istituzioni e nei partiti. Nel Lazio, come in Lombardia, come sappiamo, il Nord non è esente da questo processo. Questi sono tra i problemi più grossi da aggredire, ma serve riorganizzare, riconvertire, riqualificare, e per farlo occorre una grande capacità di governo e di responsabilità pubblica. E perché ciò avvenga c'è bisogno di tutti, dai sindaci come delle professioni, degli operatori, delle organizzazioni sindacali. Serve il coinvolgimento dei cittadini, è necessario attivare processi partecipativi. Solo in questo modo si potrà riorientare la spesa sanitaria verso il territorio, governare la trasformazione degli ospedali, trasformare il ruolo dei medici di base. E questo sarebbe necessario a livello nazionale come qui. Ma è possibile, noi ci chiediamo, continuare a governare senza il coinvolgimento dei cittadini e delle loro rappresentanze sociali? Si grida da parte di molti alla disaffezione nei confronti delle istituzioni, ma chi costruisce questa distanza se appunto le scelte di governo nei territori vengono fatte nel chiuso delle giunte? La partecipazione dunque e la costruzione del confronto con le rappresentanze sociali ed economiche dovrebbe diventare lo strumento principe attraverso il quale costruire consenso attorno alle scelte di governo regionale e locale, oltre che nazionale ovviamente. Le complessità non si possono risolvere con la semplificazione, accentrando decisioni. Questa è democrazia, non farlo è qualcosa d'altro. Ma il nostro sistema veneto è a rischio di tenuta anche per scelte specifiche fatte qui e che si aggiungono dunque ai tagli nazionali. Con una mano si dà, ma con l'altra si toglie due volte, neanche una, due volte, perché per ragioni elettorali si è approvata una legge nel 2009 illuminata, come abbiamo detto, e contemporaneamente si sono tolte le risorse necessarie per farlo. Si sono tolti cioè 200.000 euro l'anno, 200 milioni scusate, di euro l'anno, perché si è tolta per ragioni elettorali l'addizionale regionale, che per carità le tasse non ci piacciono, ma quella addizionale regionale lì era stata concepita da un certo reddito medio-alto in su, quindi non avrebbe colpito le aree più basse dei redditi, ed era stata fatta la legge legandola a questa cosa. Il fatto che contemporaneamente si siano prodotti questi due atti ci fa appunto pensare che siano appartenuti a meccanismi preelettorali, come spesso succede. E guardate, siamo anche convinti che non riuscire a presentare come giunta il bilancio di previsione 2013 nei tempi giusti
non sia dovuto solo ad un fatto ordinario, ma al fatto che la Regione ha un bilancio pieno di buchi, come si registrava l'ultima cosa che abbiamo visto sul Corriere del Veneto ieri, 4 miliardi di debito accertati dalla Corte dei Conti, risalenti, cioè fotografati nel 2011, come debito nei confronti degli operatori, per non parlare dell'altro 1,3 miliardi che abbiamo come debito perché non hanno fatto la copertura degli ammortamenti sugli investimenti in sanità, quindi debiti non solo in sanità ma anche negli altri settori. Quindi siamo convinti che questa sia la ragione principale per cui non si è riusciti a presentare un bilancio di previsione, produrre in tempi utili, produrre una proposta di bilancio credibile che tenga sul piano dei conti e delle emergenze significa scegliere, darsi delle priorità condivise di questi tempi. Per questa maggioranza si tratta di un esercizio complicato, poi per tutti, ma penso che qui ci sia un problema aggiuntivo. L'incapacità di questa Giunta a guidare le profonde trasformazioni che stanno distruggendo il tessuto sociale ed economico della Regione è evidente, ed è data anche dall'evidente frattura che esiste all'interno della maggioranza che la governa. Tutti i giorni la vediamo sulla stampa locale, tutti i giorni, tra Lega e PDL, all'interno della stessa Lega, dello stesso PDL. Era di ieri per esempio la dichiarazione di Tosi con un giudizio tranchant sulla campagna elettorale che sta facendo Berlusconi rispetto alla restituzione dell'IMU e al condono tombale che propone. Ecco, è chiaro purtroppo che queste cose pesano inesorabilmente sui partiti che reggono questa maggioranza e pesano inesorabilmente sulle scelte e sulla qualità dei provvedimenti che si prendono o che non si prendono. Molti purtroppo non si prendono, si trascina una situazione pesante. Ora è chiaro che deve essere chiaro, insomma, che il sindacato di fronte a tutto ciò unitariamente non può stare fermo. Questo abbiamo deciso e per questo siamo qui oggi. Abbiamo una piattaforma regionale, abbiamo selezionato gli obiettivi e ci siamo dati delle priorità. Vogliamo aprire una stagione di confronti anche con i sindaci, le conferenze sociosanitarie territoriali dei sindaci, le aziende sanitarie, i distretti, le case di riposo, i soggetti della rappresentanza. Vogliamo aprire una stagione di vertenzialità. Le nostre proposte sono chiare: ripartire dalla legge regionale, farla sulla non autosufficienza, farla rivivere, far diventare la sua applicazione una battaglia comune ai tanti che in questi giorni hanno reagito ai tagli regionali. Si moltiplicano le reazioni, l'ultima manifestazione grossa è stata fatta il 25 gennaio. Dalla nostra piattaforma è urgente, noi diciamo, ripartire dal diritto all'accesso, dalla rete, al diritto all'accesso per ogni cittadino alla rete dei servizi a disposizione per la non autosufficienza, rivedendo il processo della presa in carico, del farsi carico come struttura pubblica del bisogno delle persone, la costruzione di un piano personalizzato legato cioè alle necessità specifiche delle persone. È necessario cioè, in sintesi, ridefinire il diritto alla cura dei non autosufficienti. È urgente per noi avere più equità nella compartecipazione alla spesa, le rette. Ora sono troppo sovraccarichi, come dicevo prima, sono troppo sovraccariche di oneri impropri. Noi paghiamo pezzi consistenti, ma dai dati della regione lo diciamo anche, di quote che non dovremmo pagare perché appunto quelle sanitarie non sono coperte dalla regione. E abbiamo l'altra cosa fortemente critica, dei regolamenti comunali e di struttura che rendono fortemente disuguale per qualità diciamo, di prestazione nelle case di riposo la retta, non solo da territorio, da provincia a provincia, ma da comune a comune. Ci sono forti diversificazioni dei costi delle rette sociali e questo non può più andare avanti. Stiamo davvero costruendo un sistema fortemente diseguale. Ma la Regione, invece di fare ordine, sovraccarica il tema e aggiunge confusione ed iniquità. Se pensiamo a quanto è successo nel luglio scorso, che per governare l'accesso all'esenzione dai ticket sanitari ha deciso di togliere l'ISEE, come ben tutti noi sappiamo, e tornare a un solo riferimento del reddito. Beh, io penso che questo sia stato un bel regalo agli evasori, come abbiamo detto anche nei nostri volantini unitari. E non aiuta certo. È urgente affrontare il tema del lavoro di cura, noi pensiamo,
Tema importantissimo che tocca tutti i servizi fino agli assistenti familiari, alle badanti. Il tema dell'assistenza a domicilio è uno dei tanti temi non governati dalla Regione, un intervento che si sta riducendo nonostante l'alta richiesta, per cui nella logica che di fronte al bisogno ognuno si arrangia come può, in questo percorso di ostacoli le famiglie sole e disorientate incrociano una pluralità di soggetti, spesso non in rete fra di loro e che offrono servizi molto diversi da territorio a territorio. Siamo convinti che residenza e domiciliarità non sono modelli contrapposti, ma rappresentano i poli estremi di un percorso di continuità assistenziale che deve essere garantito a ciascun cittadino, a partire appunto dalla misurazione del livello di bisogno individuale. Ma perché ciò si affermi è necessario tornare a discutere della dimensione e del valore che si dà alla cura delle persone dentro e fuori le strutture. Il tempo è scaduto per pensare a come le case di riposo sono cambiate nel corso degli anni e cosa rappresentano oggi queste strutture nel panorama dei servizi, in quale relazione stanno con il resto della rete e con gli anziani e le loro famiglie, gli operatori e le istituzioni. Spesso si sostituiscono a reparti di lungodegenza che nel frattempo sono stati tagliati, ma la differenza è che nei reparti di lungodegenza ospedalieri non si paga, nelle case di riposo sì. Molto più spesso si sono trasformate in luoghi da cui non si ritorna, di fatto si stanno snaturando. Non c'è dialogo fra queste strutture extra-ospedaliere e il sistema, invece, degli ospedali, e nemmeno c'è dialogo con l'area della domiciliarità, ne manca un settore a sé. E la mancata riforma tanto attesa delle IPAP, ricordo a tutti che il Veneto è l'unica regione ancora in Italia a non averla ancora fatta, continua a pesare fortemente. Il tempo è scaduto perché il lavoro degli operatori, segregato, fortemente femminile, poco riconosciuto, compresso dal mercato sia in termini di diritti che di salario, rappresenta ancora il vero grande valore aggiunto di del settore socio-sanitario, ma non solo, dei servizi pubblici alla persona. La qualità dei servizi rappresenta quindi la qualità. Ma la spending, cioè i tagli che stanno avvenendo sia a livello nazionale che regionale, sta fortemente riducendo a merce anche questo valore. Il tempo è scaduto perché gli anziani di oggi sono sempre più spesso costretti a rinunciare alle cure in strutture per l'insostenibilità delle rette su cui appunto si sono scaricati delle spese improprie. E sempre più spesso le famiglie, anche se non per scelta ma per necessità economica, preferiscono tenerli a casa. Rappresentano reddito adesso, prima eravamo noi, no? A socializzare il nostro reddito, ad aiutare i nipoti eccetera. Adesso noi costituiamo davvero un punto fondamentale di reddito per la famiglia. Si assiste dunque ad un calo delle liste di attesa a posti in struttura che rimangono vuoti, a costi che aumentano e a risorse in calo. Un nodo cruciale della rete socio-sanitaria alle case di riposo che rischia di saltare, un settore in forte, cioè fin troppo regolato negli anni passati, molto regolato positivamente, ma oggi non governato. Di questo parla la nostra piattaforma, di questo vorremmo discutere con le rappresentanze istituzionali a partire dalla Regione, di questo vorremmo parlare con le rappresentanze politiche. Da qui oggi vorremmo lanciare un messaggio, molti di voi me l'hanno già sentito dire, ma ogni giorno che passa io ne sono sempre più convinta, da soli non se ne esce. Prendersi cura delle persone non autosufficienti e sostenere le famiglie nel lavoro di cura è un dovere della Regione Veneto e per noi una questione di civiltà su cui sfidiamo la buona politica regionale. Vogliamo aprire un'avvertenza regionale sulla non autosufficienza per far rinascere la legge che con grande mobilitazione ci siamo conquistati nel 2009, rimasta sepolta in questi anni e che ora rischia di morire definitivamente, e assieme alla legge rilanciare l'intero sistema socio-sanitario a partire dalle regionali, a partire dalle cure primarie e dalla medicina di territorio, che va ricostruita. Il Sindacato Confederale dei Pensionati vuole sostenere una battaglia sulla dimensione e qualità dei servizi. Siamo stanchi di dover contrapporre continuamente dei servizi, dei diritti. In questo caso, a fronte di scelte sbagliate, continuano ad essere contrapposti i diritti alla cura con il diritto al lavoro. Questo non è possibile.
Noi siamo consapevoli che pur rappresentando una parte importante della popolazione ne rappresentiamo comunque una parte, siamo forti, molto forti e rappresentativi come sindacato dei pensionati, ma rappresentiamo una parte dei cittadini. Per vincere questa battaglia sul welfare, penso, serve un'alleanza forte con il lavoro, una battaglia comune con le lavoratrici e i lavoratori del settore, e in questo percorso ci stiamo mettendo fatica ma anche tanta passione, nella consapevolezza che si riuscirà a tenere e ad avere qualche risultato se sapremo mantenere l'avvertenza in modo unitario. Io penso su questo che noi pensionati stiamo tentando di dare, come dire, un segnale di speranza in un momento molto difficile per l'unità sindacale, ma siamo determinati a rilanciarla su questo terreno, perché questa sarà un'avvertenza che secondo noi potrà essere vincente, anche se appunto le stesse, l'insieme delle confederazioni, proprio perché coinvolge altri soggetti, non solo noi ma i lavoratori del settore, sarà in grado di sostenerlo unitariamente. E infine terrà, se si riuscirà a costruire un lavoro comune tra soggetti diversi come sono tutti i portatori di interesse positivi, che in questa fase, cito proprio dalla piattaforma, dalla parte finale della nostra piattaforma presentata a novembre, che in questa fase di incertezza possono costruire alleanze operative e più in generale corrispondere a quella concertazione istituzionale che, senza nulla togliere alle reciproche responsabilità, può concretamente sostenere la politica regionale nell'attraversare senza arretramenti questa difficile fase storica. Condividendo poche ma essenziali istanze sarà possibile portare più in alto le nostre richieste. E infine davvero, non dimentichiamoci mai che l'articolo 32 della Costituzione, dove dice la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, che questo articolo 32, letto assieme all'articolo 3, e cioè è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, disegna un programma di governo basato sulla giustizia sociale, ed è questo, esattamente questo, ciò per cui noi ci stiamo battendo. La sfida è dunque di tenere assieme un'avvertenza che rilanci il welfare pubblico universalistico e con esso la definizione di un piano nazionale e regionale per la non autosufficienza, in grado di dare risposte ad un bisogno in continua evoluzione e per ridare slancio allo sviluppo. Non esiste una buona crescita se si smantella il welfare. Il sindacato dei pensionati rappresenta una condizione sociale e rappresentarla bene per noi significa occuparci delle condizioni economiche e sociali in cui gli anziani vivono. Questo è il nostro compito, queste sono le cose per cui ci battiamo, e come vedete dal volantino che abbiamo distribuito anche all'entrata, abbiamo delle cose da dire e da proporre a Roma come nel Veneto, e in questa campagna elettorale in cui i governi che in questa ultima turbolenta legislatura hanno governato ora si sottraggono alla responsabilità di avere significativamente peggiorato le condizioni di milioni di cittadini, di lavoratori, di pensionati, di giovani e donne, ed è per questo che come sfida al volantino appunto preoccupatevi di noi chiediamo interventi concreti ai partiti, alle coalizioni che si stanno presentando alle elezioni sul lavoro, sul reddito, sul welfare. Insomma, vogliamo continuare ad essere protagonisti della nostra vita, contribuire ad alleviare disagio e sofferenza di quanti ancora troppi sono esclusi. Noi siamo quelli che il diritto alla salute e in generale i diritti sociali e di cittadinanza se li sono conquistati. Ora non vogliamo farceli scippare senza reagire. E questo è per questo che noi siamo qui oggi, lo saremo domani, e se non ci daranno risposte torneremo ad essere qui a manifestare. Grazie. Grazie Rita.